Buonasera cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi proseguiamo la lettura di Frabato il Mago ad opera di Franz Bardon, riprendendo dalla seconda parte, del capitolo 2, dopo il discorso del Gran Maestro alla loggia. Vediamo dunque di cominciare, ma prima di tutto vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al mio canale. Noi vi ringraziamo appunto per il vostro supporto, il vostro sostegno e per passare e trascorrere del tempo in nostra compagnia. Vediamo dunque come continua questa storia molto avvincente. Il colore del viso del Gran Maestro cambiò in pochi istanti. Quando Hermes iniziò a descrivere alcuni degli eventi più sorprendenti della vita del Gran Maestro, come gli furono rivelati dallo specchio magico, il Gran Maestro gli fece capire discretamente che non era il caso di continuare. Hermes annuì e abilmente si mosse su argomenti più generali. Dopo avermi dato l'opportunità di seguire in questo modo magico il destino del nostro Gran Maestro e quello della nostra loggia fino al presente, Frabato fece un cerchio sulla sfera con la mano destra e, con il suo indice destro, tracciò delle figure che non riconobbi. Le immagini sparirono. In qualche modo, sollevato, volevo distogliere lo sguardo dalla sfera, quando d'un tratto si condensò al suo interno la figura del nostro segretario. Anche la sua vita passò come un film davanti ai miei occhi. Ogni crimine della loggia fu rivelato senza pietà. In questo modo Frabato continuò a dischiudermi le vite dei 7 membri più anziani della nostra loggia. Quando volle mostrarmi la mia stessa vita mi sentii così male e pieno di vergogna che egli si trattenne. Dopo che egli ebbe tracciato un'altra figura sulla sfera e mormorato una formula, la luce finalmente si affievolì. Frabato si alzò, accese la luce e spense la lampada. Silenziosamente rimise la sfera e la lampada nelle loro scatole e chiuse tutto a chiave nella valigia. Quando ebbe finito mi chiese con aria sprezzante: «Ora, signor Hermes, vuoi ancora raccomandarmi qualcosa di simile?» Io ero completamente confuso dal potere magico dell'uomo e quindi incapace di pronunciare una sola parola. Afferrai il mio cappello e il soprabito e corsi verso la porta senza l'audacia di fare qualsiasi commento. Non avevo ancora indossato le mie cose che avevo raggiunto il corridoio e poi lasciai l'hotel in fretta. La mia fede sul potere della nostra loggia era stato fortemente scosso e quella notte non riuscii a riposare. Il racconto di questa esperienza con Frabato fece una grande impressione su tutti i presenti. Nessuno osava muoversi ed era un silenzio mortale che pesava su di loro gravemente. Il Gran Maestro si alzò in fretta e ruppe il silenzio deprimente con una voce tagliente. «Caro fratello Hermes, nel nome della nostra fratellanza ti ringrazio per i tuoi sforzi in questa difficile missione. Io considero le rivelazioni di Frabato a riguardo delle attività della nostra loggia e di alcuni dei suoi più anziani e importanti membri un grande insulto. Giuro nel nome del Signore dell'Oscurità che libereremo tutte le furie dell'inferno su Frabato, così che impari con chi ha a che fare. Egli sarà soggetto al potere fatale delle nostre vibrazioni finché non perirà miseramente. Possa essere egli dannato nel nome di Satana, nel nome di Astaroth e nel nome di Belial». Il Gran Maestro aveva urlato la sua terribile maledizione pieno di furia. Era la maledizione più grave che era mai stato spinto a pronunciare in pubblico. Nessuna vittima poteva sfuggire ad una tale maledizione o sfuggire alle persecuzioni dell'ordine. Dopo aver richiesto ai 21 giustizieri della loggia di restare, ringraziò l'assemblea per la loro cooperazione e chiuse la sessione suonando la campanella. I fratelli imboccarono l'uscita dopo aver eseguito il segno segreto della loggia, poi scomparvero nel traffico della città. Il comportamento discreto era una delle regole più severe della loggia e necessaria per non attirare l'attenzione del pubblico o dei curiosi. Il Gran Maestro si rimise a sedere con un sorriso di contentezza. Egli sentiva istintivamente che questo Frabato era un avversario potente, ma non c'era modo di tornare indietro dopo aver lanciato la sua maledizione. Questa battaglia sarebbe stata combattuta fino alla fine, anche se era in pericolo la sua stessa vita. In nessuna circostanza avrebbe permesso che la sua autorità sui confratelli fosse persa o minata. I fratelli presenti discussero a lungo su come Frabato potesse essere attaccato. Furono proposti molti diversi suggerimenti, stenografati dal segretario per poterli mettere ai voti nell'incontro successivo.
Il caso di fratello Silesius era stato definito nel modo tradizionale, pertanto non era necessario discuterlo ulteriormente. Ad un segnale del Gran Maestro il segretario lasciò la sala ed entrò in una stanza situata nel retro della casa. Questa camera, che non aveva finestre e la cui porta era dotata con speciali chiusure di sicurezza, conteneva degli armadi dalla forma strana in cui erano conservati diversi attrezzi magici. Il mago nero aprì un baule di ferro e ne estrasse una bara di piccole dimensioni. All'interno vi era una piccola statua di cera raffigurante una persona di sesso maschile. Poi da una cassaforte incastrata nel muro prese una grande bottiglia scura sigillata con un tappo di vetro. Mise gli oggetti sul tavolo al centro della stanza. Con un coltello da tasca rimosse un piccolo disco dalla calotta cranica della figura di cera, rivelando una piccola apertura. C'era un canale della larghezza di un dito che correva lungo tutta la schiena del pupazzo. Il segretario poi dissigillò ed aprì la bottiglia scura e versò accuratamente nell'apertura della statuetta tutto il liquido che era necessario per riempirlo fino alla testa. Dopodiché ricoprì l'apertura con il disco e lo fissò con della cera liquida. Modellò e spianò la cera in modo da nascondere ogni traccia dell'apertura, chiuse la bottiglia e la sigillò con l'impronta del suo anello. Sul petto del pupazzo era stata modellata una superficie piana e circolare dove ora il segretario incise il nome della vittima della loggia. Prese un diario dall'armadio e nel codice segreto della loggia annotò la data ed il nome dell'uomo che doveva essere giustiziato. Poi lo rimise a posto. Successivamente aprì il cassetto di una scrivania in cui c'erano pugnali di varia lunghezza, forma e resistenza. Da questa collezione selezionò un pugnale piccolo ed affilato. Dopo essersi assicurato di non aver dimenticato nulla, piazzò sia la figura di cera che il pugnale nella bara, poi lasciò la stanza. Con la bara sotto il braccio, il segretario chiuse cautamente la porta a chiave e tornò nella sala riunioni. Il Gran Maestro prese la bara. Si assicurò che il pupazzo fosse stato preparato correttamente, quindi lo piazzò verticalmente mettendolo in piedi sul pavimento. Furono accese 3 grandi candele e le luci elettriche spente. I 21 giustizieri ora formarono un cerchio attorno al pupazzo, mentre il Gran Maestro restava all'esterno dell'anello per agire da osservatore. I fratelli unirono le mani e camminarono lentamente attorno alla figura per 7 volte, guardandola intensamente senza interruzione. Essi iniziarono a respirare ritmicamente all'unisono, alzando ed abbassando le braccia al contempo. Ogni volta che espiravano e abbassavano le braccia ripetevano una formula, ogni volta a voce sempre più alta. L'intera cerimonia fu ripetuta ed il passo affrettato. Macchie di nebbia iniziarono a formarsi attorno alla statuina, condensandosi in nuvole ed alla fine solidificandosi in una forma sferica che inghiottì completamente la figura di cera. Il colore grigiastro che era stato visibile all'inizio ora divenne rosso. Immagini scure sembrarono condensarsi all'interno e dopo pochi momenti la formazione nebbiosa prese un colore rosso fiammante. Il Gran Maestro si avvicinò facendo un segno nell'aria con la sua mano destra. Poi ruppe la catena formata dai fratelli. Lentamente la nebbia rossa fu assorbita dalla figura di cera finché scomparve del tutto. I fratelli esausti si sedettero al tavolo. Il Gran Maestro afferrò il pupazzo e lo piazzò nella bara aperta. Solennemente accese le candele nei candelabri che stavano ad entrambe le estremità della bara. C'era un silenzio assoluto nella sala. I 21 fratelli erano fermi in attesa, non osavano muoversi. La faccia del Gran Maestro divenne rigida come una maschera. I suoi occhi erano immobili e freddi quando allungò il braccio per prendere il pugnale. La sua mano si alzò lentamente, i suoi occhi si fissarono sul loro obiettivo, il cerchio con il nome della vittima. Poi la lama luccicò alla luce della candela e trafisse il petto del pupazzo. Un fragore di tuono smosse la sala fino alle fondamenta. Un enorme rombo riempì l'aria, come se stesse per scoppiare una tempesta. Ciò durò per pochi istanti, poi si attenuò gradualmente in un rimbombo distante e finalmente si calmò del tutto, lasciando il posto ad un silenzio innaturale. Un'espressione di trionfo si rifletté sul viso del Gran Maestro, poiché egli sentiva di essere padrone di vita e di morte. Sollevato si lasciò cadere in una poltrona vicina. Sebbene tutti i presenti fossero familiari con tali fenomeni, non erano non di meno presi dal terrore ogni volta che eseguivano rituali di questo tipo. Il segretario fu il primo a riprendersi. Accese le luci, spense le candele e rimosse la bara. Anche gli altri fratelli si ricomposero. Il fenomeno di cui avevano avuto esperienza era la prova che lo scopo dei loro sforzi era stato ottenuto.
Essi chiacchierarono tra loro con calma mentre il maestro scriveva i particolari dell'operazione magica nel diario. Poi egli si alzò e disse: «Miei cari fratelli, vi ringrazio per la vostra efficace cooperazione. Il nostro fratello Silesius è morto per attacco cardiaco precisamente alle 22. Non abbiamo eseguito la sentenza Noi abbiamo eseguito la sentenza in accordo alle regole del nostro sacro ordine ed abbiamo così vendicato il tradimento commesso. Anche il suo amico è stato condannato a morte, ma la sua esecuzione avrà luogo in un'altra data. L'ammissione di essere un nuovo membro per rimpiazzare fratello Silesius può essere combinata con la riunione del giorno di San Giovanni. Mi aspetto di vedervi qui domani alle 8, c'è in agenda il caso di Frabato. Per oggi la sessione è chiusa. Buonanotte». Uno dopo l'altro i fratelli lasciarono la loggia e sparirono inosservati nella notte. La lancetta dei minuti del grande orologio elettrico nella stazione ferroviaria avanzava lentamente verso le 10. Nell'atrio della stazione numerosi viaggiatori stavano aspettando il treno espresso proveniente da Bad Schandau e diretto a Berlino. Una voce dell'altoparlante annunciò l'arrivo del treno e quello che stavano aspettando si diresse velocemente verso la piattaforma, perché il treno si sarebbe fermato a Dresden solo per pochi minuti. Frabato stava in piedi di fronte al tabellone che indicava gli orari dei treni, prendendo degli appunti. Appena arrivò l'espresso, egli ripose il block notice dalla tasca. La porta di un compartimento si aprì proprio davanti a lui e un giovanotto in tenuta da viaggio ne saltò fuori di corsa diretto al bar. Comprò un pacco di biscotti e stava ritornando sul treno quando, dopo pochi passi, portò di colpo entrambe le mani sul petto e collassò con un gemito. Si contorse a terra dal dolore per alcuni secondi con il viso contorto da uno spasmo. Poi il suo corpo giacque immobile. Qualche spettatore curioso si radunò attorno a lui. La polizia arrivò velocemente e portò il corpo senza vita nell'ufficio della stazione. Qualcuno chiamò un dottore al telefono e i testimoni diedero la loro versione dei fatti. Essendo lì vicino, Frabato aveva osservato silenziosamente il corso degli eventi. Egli sapeva istintivamente che quello sconosciuto non era morto in modo naturale e, come mago, sapeva bene che era troppo tardi per poterlo aiutare. Lentamente lasciò la stazione e camminò verso la Leigenstrasse. Dopo una passeggiata di circa un'ora si fermò in un piccolo boschetto alla periferia della città e si sedette per riposare. La notte era meravigliosamente mite e la luna e le stelle brillavano nel cielo limpido. Assorto in meditazione restò lì per un po' prima di rialzarsi per tornare in albergo. Fermò un taxi vicino al porto Elbe e si fece in macchina il resto della strada. Erano le 2 del mattino quando entrò nella sua stanza. Chiuse la porta a chiave, tirò fuori la sua valigia e prese la sfera magica. Quel che vide confermò il suo sospetto che la morte del giovanotto era stata causata da un'azione violenta della loggia FOGC. Frabato ripose la palla nella valigia e si mise a letto. La mattina successiva comprò una copia del giornale più importante di Dresden e trovò ciò che cercava in prima pagina. Sotto il titolo «Morte alla stazione centrale di Dresden» era scritto: «Il popolare autore dottor Alfred M. è morto improvvisamente nella stazione centrale alle 10 di ieri sera. La nostra città piange l'inaspettata fine di questo giovane e promettente talento i cui lavori erano stati salutati con estremo entusiasmo. Il suo ultimo dramma, Il Testamento, è stato appena pubblicato. Manterremo il ricordo di quest'uomo ambizioso e talentuoso nei nostri cuori in eterna memoria». Si conclude così il secondo capitolo di questo avvincente testo. Per un attimo abbiamo avuto un passaggio della mia gatta bianca che non mi molla mai, che si chiama Luce. Vi rimando al prossimo appuntamento con l'inizio sicuramente del capitolo 3. Vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e iscrivervi al mio canale, e vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui. Ci rivediamo domani sera a questo appuntamento, come sempre, per la lettura del testo di queste letture esoteriche insieme. Grazie mille e a presto. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.